A Solighetto di Pieve di Soligo, nel Trevigiano, Villa Brandolini ha ospitato l'analisi socio-economica della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, curato dal Centro Studi di Distretto. Presenti al tradizionale incontro di fine anno diverse autorità locali, tra cui il prefetto di Treviso Maria Rosa Laganà. L'obiettivo dell'analisi, che ha presentato la denominazione, è stato spiegato dal presidente del Consorzio di tutela, Innocente Nardi. Mettere al centro la conoscenza della nostra realtà produttiva, conoscere i numeri, fare una fotografia di quello che è il tessuto economico produttivo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, ma nello stesso tempo anche cercare di evidenziare che il successo di oggi ha radici profonde e crediamo sia opportuno capire che questo successo è frutto di lavoro di diverse generazioni che hanno saputo guardare avanti, che hanno saputo coltivare un territorio particolarmente difficile e che con impegno e tenacia ha veramente passo dopo passo costruito questo successo che è un successo internazionale. L'analisi prevede per la chiusura del 2018 una crescita dell'1,7%, che per la DOCG significherà sfiorare quota 93 milioni di bottiglie. Numeri inscindibili dal valore della storia della denominazione, che nel 2019 celebrerà il suo 50° anniversario. Valore delineato dalla ricerca della Fondazione Nord-Est ed evidenziato dallo storico Paolo Mieli. 50 anni di denominazione, di cui gli ultimi 10 anni di un'esplosione mondiale, un fenomeno economico e culturale davvero molto importante. Come è stato possibile? La storia ha il compito di andare a scavare nella memoria e capire qual è il segreto, se c'è un segreto, di qualcosa che è esistito da un secolo e mezzo e che poi a un certo punto ha operato un miracolo. È la storia di un miracolo, sono le storie più difficili da raccontare. Il fenomeno del Prosecco Superiore, lo dimostrano i dati sull'analisi di mercato nazionale e internazionale, rappresenta a tutti gli effetti una lezione economica e una storia a sé. Lo sottolinea Stefano Micelli, docente di economia alla Ca' Foscari di Venezia. La storia del Prosecco è una storia a sé nell'ambito della vicenda economica del vino, perché rappresenta una delle storie di successo con cui l'Italia esporta non solo un prodotto ma anche e soprattutto uno stile di vita.